Quello che doveva essere un semplice controllo stradale si è presto trasformato in una notte ad alta tensione a Padova. 4 i giovani dei centri sociali arrestati dopo una violenta colluttazione con i carabinieri, 7 invece i militari feriti. È il bilancio di quanto avvenuto in via Annibale da Bassano, all'Arcella, durante i controlli straordinari in zona stazione. Dopo l'arresto dei 4 ragazzi, gli attivisti dei centri sociali hanno organizzato un sit-in di protesta all'esterno del Tribunale di Padova, dove era in corso il processo per direttissima. Il tribunale, blindato dalle forze dell'ordine, secondo quanto ricostruito la sera precedente alla richiesta dei militari di accertamenti su un'auto con 3 persone a bordo, questi hanno reagito con atteggiamenti ostili, tentando di sottrarsi all'identificazione. In particolare la ragazza, alla vista della pattuglia, avrebbe inserito la retromarcia tentando di allontanarsi. Con lei altri 2 giovani che erano appena usciti dal centro sociale Pedro, dove si era appena conclusa un'assemblea organizzativa in occasione del 25 aprile. In pochi minuti la situazione è degenerata, circa 40 persone sono arrivate dal vicino centro sociale e hanno accerchiato le auto dei militari, creando una barriera per ostacolare l'intervento e favorire la fuga. I carabinieri hanno chiesto aiuto alla centrale operativa e sul posto sono arrivati rinforzi di polizia, guardia di finanza e polizia locale. Nonostante la resistenza, 4 giovani sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, con l'aggravante delle lesioni per 2 di loro. All'interno del veicolo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente per uso personale. La conducente è stata anche denunciata per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Un quinto ragazzo invece è stato trovato in possesso di un martello custodito dentro uno zaino ed è stato denunciato per porto abusivo d'armi.